Ciao a tutti e bentornati su Big Rocket Project. Oggi vedremo un progetto che ho realizzato un mese fa circa. Si tratta di 2 ripiani per il bagno in cedro massello. Nel video di oggi vedremo tutta la realizzazione e l'installazione, mentre la settimana prossima useremo questo progetto come esempio per spiegarvi tutto il mio processo per gestire i lavori che prendo su commissione. Ti spiegherò come io mi organizzo il mio lavoro suddiviso in queste categorie qua. Quindi lascia un bel pollice su per supportare questo canale e iscriverti se non vuoi perdere i prossimi video. Partiamo da questa qua. Oddio. Quello che dovrò andare a fare adesso è ritagliare questo scarto, diciamo dandogli più o meno questa forma, perché è un pezzo in più onestamente, e poi risagomarla dandogli l'inclinazione della corteccia naturale con la fresa dell'Arbotech, oltre al fatto di squadrare a questa altezza il pezzo, perché qui è ancora grezzo. La corteccia qua è proprio massiccia. Vediamo se... Allora, la fresa, come vedete, ha 3 taglienti, 1, 2 e 3, e si monta qua sul flessibile semplicemente così. Ora lo monto su questo qua della Bosch che ho perché è il più potente e sicuramente per fare intagli è la cosa migliore. Ok, partiamo. Ottimo, arrivati a questo punto, quello che ho fatto fino adesso è stato cercare il centro esatto di dove fare lo scarico del lavandino e a che distanza mettere il rubinetto, che è a 19 cm dal centro del rubinetto e a 6 cm e mezzo dal bordo. Così queste misure qua posso riportarmele poi anche sull'altro piano. Il punto è che adesso dovrei fare i fori, ma mi mancano dei pezzi, mi mancano delle frese perché non ho una Forstner da 60 e qualcosa, poi devo ancora finire di sagomare bene questa e quell'altra, quindi a questo punto potrei quasi quasi farmi 2 fori pilota con una punta da 4 che attraversa totalmente, così io posso andare avanti a levigare, a fare quell'altra, tanto vedo se recuperare una Forstner da 60 o 65 e così comincio già a sagomare l'altro. L'obiettivo di oggi è portare a casa tutte e 2 le tavole sagomate con esattamente dove vanno installati lavandino e rubinetto. A questo punto sto cercando un attimo di capire come rendere questa parte più affusolata. Siccome questa è il sotto e questo è sopra, come vedete ha la parte del tronco che va in dentro, in praticamente tutta la parte. Avendo tagliato questa parte si vedrebbe questa parte qua sottile, poi che si allarga. A me questa cosa non piace molto, per cui pensavo di scavare un po' in dentro, ok? Così da rendere più o meno simile a questo l'angolo, che non ci sia appena si entra, si vede questa parte qua nel bagno. Non mi piace come così, vorrei farla che sembri un po' più affusolata. Beh, è tutto un altro profilo, mi piace veramente di più così, proprio bello. Ora va levigato e portato più o meno uniforme.
segni qua succedono proprio dopo che passi almeno 2 ore a levigare. Levigato tutta la situazione, portata a grana 80 in modo da rendere tutte lisce quelle parti che sono state intagliate. Ora, prima di continuare coi dettagli, passare alla grana 120 e sistemare alcuni buchini che ha quella tavola lì grande che dovrò riempire con la resina epossidica, stavo pensando a un metodo per appendere al soffitto e tirare giù le tavole in modo semplice. Per quale motivo voglio appendere qua in alto le tavole? Dovrò dare almeno 4 mani di colore a questo. Se devo aspettare almeno 24 ore tra una mano e l'altra prima di carteggiarlo, così di nuovo e dare la seconda mano e la terza e la quarta e così via, non ha senso che faccio prima un lato e poi l'altro, perdo il doppio dei giorni. L'idea quindi è quella di attaccarle, dare la finitura bene e lasciarle lì. Così io questo lavoro qua posso farlo alla sera prima di andare a letto, in modo che alla mattina poi io posso già lavorare, far casino, perché non posso appendere queste e poi concentrarmi su altri lavori. Se do la finitura su qualcosa non posso utilizzare quel tempo che aspetto per lavorare su altro. Questo è il problema principale. Quindi semplicemente adesso proviamo a attaccare una trave al soffitto e inventarci qualcosa. Che se mi viene giù una di queste, ok, wow, ottimo, questo è proprio ottimizzare tutti i tempi e il proprio laboratorio. È venuto benissimo, cavolo. Quindi stasera probabilmente inizio con la prima mano di colore, su quell'altra invece devo dare la resina epossidica, quindi mi organizzo e parto. Ok, finalmente arriviamo alla parte più divertente, la finitura. Dovrò dare all'incirca 3-4 mani di questa finitura, suddivise in altrettante giornate, senza diluizione. Ah. Seconda mano di finitura. Bene, arrivato a questo punto comincerò a fare i fori per il sifone, che è questo qui. Prima non potevo farli perché mi mancava una Forstner da 65, quindi adesso faccio un paio di calcoli perché dovrò fare prima un foro da 65 fino a una certa profondità e poi un foro da 40 per far passare questo qui, oltre a fare il foro ovviamente per il rubinetto. Fatti questi due, provato a fissare il tutto, poi continuerò con le varie mani. Allora ho attaccato una maschera che mi faccia da dima perché non riesco a tenerla ferma, quindi andrò giù con questo metodo qui. Cambiamo la 65 con la 45. Partiamo con la terza mano, questa è leggermente più diluita dell'altra. Per diluirla ho utilizzato Acqua Raja Silver. Oh. Ok, ora passiamo alla quinta mano di finitura. Quest'ultimo passaggio non lo farò a pennello, ma lo farò a spruzzo perché ho fatto già dei test l'altro giorno e sono venuti perfetti. Ho diluito la finitura con poco di acqua ragia. Niente, passiamo alla finitura.
finitura data a spruzzo è venuta perfetta in ogni sua parte. L'ultimo passaggio da fare è fare un'ultima passata leggera con lo Scotch-Brite. Ok, invece dello Scotch-Brite sto provando un altro tipo di approccio per l'ultima passata, per renderla proprio liscissima, perché si sentono dei piccoli pallini dovuti a polvere ovviamente che c'è qua in giro in laboratorio. Quindi ho deciso di spruzzare tutto con dell'acqua e utilizzare della carta a grana 800 per acqua per dare a mano l'ultimo passaggio così. Il risultato è fuori da ogni mia immaginazione, veramente stupendo. Ok, cambio di programma. Ci sono sempre delle micro imperfezioni che non riesco neanche a far vedere in camera. Forse qua. No, neanche. Non è niente che si sente e niente che si può notare, però è sempre una mia questione di cercare la perfezione. Ho provato con della carta molto fine e a mano riesco a risolvere un sacco. La questione è sempre a mano. Ho cercato in giro in 4 ferramente diverse, non sono riuscito a trovare niente. Avrei voluto trovare questi prodotti qua che ho trovato su Amazon, ma non sono riuscito. Per fortuna sono andato qua a fianco a casa mia che c'è un carrozziere e sono riuscito a recuperare, che mi ha regalato praticamente, dei pad del genere. Sono da 150, grana 600, grana 800 e in più anche questi pad sempre da 800 che si strappano. Facendo questo passaggio la finitura prende tutto un altro look. Mamma mia che liscezza! La questione rimane sempre un po' di acqua per lubrificare e poi pad così e si va. Questo è il risultato con il panno opacizzante, cioè completamente a specchio. Anche questa è venuta bella, specchiosa, ma qua sui bordi purtroppo ragazzi era troppo fine la finitura e io sono andato con la levigatrice invece di andare a mano. Qua avrei dovuto sicuramente andare a mano. Dovrei usare la macchinetta per tutte le superfici piane e con macchinetta intendo la levigatrice, mentre sui bordi devo per forza andare a mano, perché sennò va a togliere quel pezzettino che ovviamente riporta la finitura al legno. Quindi cosa si fa in questi casi? Do un'altra mano di finitura e ripeto tutti questi passaggi. Fissare la mensola qui dobbiamo fissarla con una barra filettata M10. Per fare i fori perfetti qua all'interno di queste mattonelle utilizzerò questa punta a tazza diamantata, ma siccome è per trapano colonna non ho una punta guida per forare, mi sono fatto queste piccole dime che andrò a fissare o con la ciano acrilica o con la colla a caldo, in modo da permettermi di fare i 2 buchi perfetti. Tolto la mattonella, punta da 14 e si va in profondità. Come dicevo prima, la prima roba da fare è un attimo tagliare gli eccessi qui.
io spero che questo video vi sia piaciuto, lascia un bel pollice su e iscriverti per non perdere tutti i prossimi episodi. Vi ricordo che il canale è sostenuto dagli abbonamenti dei Patreon, che io ringrazio sempre. Se vuoi accedere anche tu a contenuti in anteprima o iniziare a far parte anche tu attiva di questo progetto, vatti a vedere la pagina, ti lascio il link qua sotto in descrizione. Io come al solito vi ringrazio tutti e noi ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.